Buongiorno Italia! Allora, qui ho deciso di fare una puntata extra solo per il museo del parco faunistico Capeller, che sarebbe la puntata precedente. La fondazione Museo Capeller nasce dal desiderio di Luciano Capeller, di condividere con i visitatori del parco la sua collezione tassidermica. In occasione di una mostra, il signor Capeller ha incontrato Miolo, amico di vecchia data, che esponeva una riproduzione di Luci, l'Australopithecus afariensis. Da questo incontro e dal desiderio di esporre la sua collezione è nata l'idea di fondare il museo, che è stato inaugurato nel 2009 in occasione del bicentenario della nascita di Darwin. La prima sala è dedicata all'evoluzione dell'uomo, dal preconsul all'Australopithecus afarensis, dall'Homo erectus all'Homo sapiens, le più importanti scoperte riprodotte a grandezza naturale. Nella seconda parte, un viaggio attraverso i continenti alla scoperta degli animali che li popolano, una collezione di circa 4.000 esemplari, a sottolineare come gli animali siano un patrimonio importantissimo da rispettare e difendere quando sono in vita e da conservare quando non lo sono più. Grazie a questo percorso, la famiglia Capeller offre al visitatore l'opportunità di arricchirsi, diventando la più consapevole e sensibile verso la natura e le sue molteplici sfumature. Io adesso ti farò vedere delle immagini, dei spezzoni, diciamo, di clip che ho girato con Alessia all'interno di questo museo e visiteremo le varie sale. Passeremo dalla sala preistoria a quella invertebrati, l'America, Asia, Oceania, Africa e Europa. Buona visione! Bellissimo il museo, ma ti ci vuole una giornata intera solo per quello, veramente. E la maggior parte erano tutti imbalsamati.